Buonasera a tutti, mondo. Hello world. Allora, come state? Innanzitutto, how are you doing, first of all? Io sto qui ancora a casa, sono qui in Italia alle 10:10 p.m. post meridian, che in italiano noi diciamo le 10:10 di sera, ma comunque we omit to add di sera, ok? Insomma, molto raramente lo usiamo. Oppure 22:10, le 22:10, ok? E vediamo un po', anche se sono le 10:10 di sera, un cappuccino così mica sarebbe male, ragazzi. I guess even if 10:10 at night, a cappuccino like this, it would be great. I would never refuse, non lo rifiuterei. Ok? Allora, che cosa vediamo in questa foto? What we can see in this photo. Allora, innanzitutto, first of all, beautiful the shape, of the flower. Okay, typical of the art of cappuccino. Ormai il cappuccino, fare il cappuccino è un'arte, no? Già da anni, ok? Che colore è questo cappuccino? Questo qui, diciamo che siamo sul brown sugar color, è un colore marrone, vedi, in superficie, on the top level, on the surface, superficie, ok? Che va a sfumare, the shading, degrading to light brown. This is from medium dark brown. Questa zona qua, this zone, this area is the darker area, è la zona più scura, dark, scura. Degrading to a brownish, ok, a brownish brown, ok, color, quindi che diventa, sfuma, degrade, sfuma, shades, ok, shading, sfumando in un colore, in un marrone beige, che diciamo anche beige in francese, usiamo in italiano la parola beige, che è proprio tipico è proprio questo colore qui, più o meno, ragazzi, voglio dire. Questo invece è un bianco, ok, white, plain white, è un bianco con queste strisce, ok, with these stripes design, ok, curved striped design, questo design curvo a strisce, ok? Strisce, stripes. Lui sicuramente sarà il cameriere o il barman. Surely, most probably, he's the barman of the waiter, pouring, versando la crema di latte, ok, the milk cream to finish, ok, to top up the design, ok? Quindi è una crema chiaramente densa. Is clearly we can see that is a thick, no, medium thick, a cream, so that he can easily shape the form, ok? O sulla superficie, the surface, ok? Lui indossa una giacca nera, ok? The jacket he's wearing is a black, clearly a black typical uniform, ok? For a barman or it's quite, sembra elegante, ok? It looks an elegant uniform, ok? E questo qui è un colore argento, ok? The milk dispenser here, ok,
è un colore argento lucido, non tanto, not really smooth, ok? It looks teared up, from a lot of use, ok? Quindi sembra abbastanza consumato, ok? Lattiera, possiamo dire, lattiera, ok? The milk dispenser, ok? Okay, he's wearing a wristwatch, wrist e polso, e questo è un orologio da polso, a wristwatch, orologio da polso, ok? Is grabbing the cup from the bottom, ok? For holding, agguanta, ok? Mantiene, sostiene, to grab, ok? Prende la tazza dal di sotto, from the bottom, from the underneath, ok? To have a secure and stable grip, per avere una presa, grip, presa sicura, ok? E facile and easy. Ok, va bene ragazzi. Diciamo che descrivendo solo questa foto mi è venuta un po' l'acquolina in bocca, ok? Let's say that just only describing, analyzing all this photo, my mouth is watering because it looks really delicious. Diciamo ha un aspetto veramente, it has a look, ha un aspetto, ha un aspetto, a look, a good looking or a delicious look, ok? Ha un aspetto, look, aspect, delicious, delizioso. And with this one, thank you. And ci vediamo a domani. See you tomorrow again. Bye. Ciao ciao.